Come si chiama questo paese? Montegrotto, non era difficile come domanda questa, Se da Montegrotto lasciamo la provincia di Padova e scendiamo giù in basso, qual è la prossima provincia che troviamo? Rovigo, bravi. E infatti la prossima storia è ambientata proprio in provincia di Rovigo, e sotto Portotolle e Portoviro, in quella che si chiama la Sacca di Goro, vicino al delta del Po, che è il punto in cui il Po, dopo aver attraversato tutta la pianura padana, abbraccia l'Adriatico. Ecco, in quel punto si dice che viva il terribile pesce siluro. Chi di voi conosce il pesce siluro? Il pesce siluro è un pesce gigantesco. C'è chi dice che sia grande o lungo 1 metro, 2 metri, o che possa pesare 50, 100, perfino 200 kg. C'è un pescatore di Chioggia che tutte le notti cammina su e giù con un pontile, con una gamba sola, perché l'altra dice gliel'ha mangiata proprio il pesce siluro. E tutta la notte continua a gridare: maledetto pesce siluro, maledetto pesce siluro, ridammi la mia gamba, maledetto pesce siluro, maledetto pesce siluro. E nessuno riesce mai a dormire dal baccano che fa la sua gamba di legno. Nella Sacca di Goro vivevano anche 2 fratelli, Giovanni, che era il piccino, e Lorenzo, che era quello più grande, che faceva anche da madre e da padre. Di lavoro facevano i pescatori e spesso uscivano a pescare i lucci oppure anche i goro. E anche quel mattino di settembre i 2 fratelli uscirono con la barca per pescare. Appena sono arrivati in mezzo all'acqua, si misero uno da una parte e uno dall'altra, buttarono le scale in acqua e poi fu Giovanni a parlare per primo. Disse: Lorenzo, ma tu ci credi al pesce siluro, Tu ci credi al pesce siluro? Ah, secondo me un pesce così grande non esiste mica. No, un pesce così grande, ma chi l'ha visto mai? No, ma no, non esiste un pesce così grande, non esiste, ti dico che non esiste. Shhh. Taci, Giovanni, che spaventi i pesci. Ah, sì, giusto, spaventi i pesci. No, bisogna spaventare un pesce, perché un pesce spaventato è un pesce che non si prende. Un pesce che è spaventato è un pesce che non si prende. Ma tu ci credi al pesce siluro? Tu ci credi? A un certo punto Giovanni sentì alle sue spalle come passare un'ombra e poi un corpo cadere in acqua. Si voltò e vide che Lorenzo non c'era più e al suo posto c'era un'ombra scura che girava attorno alla barca. Dalla paura Giovanni rimase lì fermo, immobile, e fu soltanto al mattino, quando l'aurora gli baciò le palpebre, che finalmente trovò la forza di tornare a casa e raccontare quello che era successo. Da quel momento furono moltissimi i giovani a scomparire, si diceva tutti catturati dal terribile pesce siluro. Di pesci infatti ce n'era sempre meno, la gente diventava povera, e così il signore di Rovigo ordinò che nessuno potesse più uscire di casa per andare a pescare, ma così la gente diventava ancora più povera. E intanto le persone continuavano a scomparire. Si diceva che adesso il pesce siluro si fosse fatto più ardito e di notte, mentre i bambini dormivano, cantasse con la testa fuori dall'acqua. I bambini allora si alzavano dal loro letto, arrivavano vicino alla sponda del fiume e lì il pesce siluro saltava fuori, li prendeva e li portava sott'acqua. Siccome le spedizioni continuavano, il signore di Rovigo ordinò che tutte le persone la domenica mattina andassero sul delta del Po e gettassero in acqua le cose più preziose che avevano, chi l'anello del matrimonio, chi la colonnina della prima comunione, chi magari anche soltanto 2 salami e una cacciotta, ma così la gente diventava ancora più povera. Giovanni ormai non pensava più che avrebbe mai rivisto suo fratello Lorenzo, finché un mattino la gente si accorse che il cielo era diventato scuro, come se qualcuno avesse steso una coperta di panno. Poi cominciarono a cadere le prime gocce di pioggia.
Presto la pioggia diventò un acquazzone, poi un mezzo diluvio. Pioveva sempre più forte, la gente si chiuse in casa e guardava l'argine del fiume temendo che l'acqua avrebbe invaso i campi. Così infatti al terzo giorno il fiume ruppe gli argini, l'acqua invase i campi, travolse tutte le colture, arrivò alle fattorie, abbatté i recinti, portò via le galline, i maiali, le vacche, perfino i cavalli, poi arrivò alle porte delle case, riempì il primo piano, il secondo piano, la gente scappava da tutte le parti. Anche Giovanni prese la sua barchetta e cominciò a remare verso il campanile della chiesa, perché pensava almeno lì in alto l'acqua non sarebbe arrivata. Arrivò infatti in cima fino alle campane, poi guardò giù e vide che sotto, attorno alla chiesa, c'era un'ombra scura. Giovanni allora ripensò a suo fratello Lorenzo e più della paura poté l'amore per il fratello. Giovanni si tuffò in acqua, prese il pesce sicuro per le branchie, cominciò a dargli dei colpi di testa, cominciò a dargli le calci sui fianchi, lo mordeva da tutte le parti, ma niente, il pesce sicuro si divincolava. Giovanni continuava a lottare con tutte le sue forze finché il pesce sicuro non prese la rincorsa e balzò fuori dall'acqua, su cima, sul tetto della chiesa. E allora fu Giovanni a parlare per primo, disse: maledetto pesce sicuro, maledetto pesce sicuro, dammi mio fratello Lorenzo, dammi mio fratello Lorenzo. Giovanni, ma chi l'ha mai preso tuo fratello Lorenzo? Mi ha chiesto soltanto un passaggio per andare al di là dell'Adriatico e io gliel'ho dato perché sono un pesce per bene. Ma allora, tutte le cose che ti abbiamo dato, l'anello, la fede, le colonnine della prima comunione, i salami, le caciotte, che fine hanno fatto? Ma chi le ha mai viste quelle cose? Io dell'oro non me ne faccio niente. E poi sono vegetariano, non li mangio i salami, la caciotta ogni tanto. Ah, ma allora tutte quelle cose che fine fanno? Se le tiene il signore di Rovigo e a voi non vi dà niente. Ah, ma allora bisogna dirlo a tutte le persone, bisogna spiegargli cosa è successo, bisogna dirgli che tu non sei cattivo, anzi! Bravo Berlicche. E chi ti crederà mai? Piuttosto fai così, prendi queste 3 squame e fai come ti dirò io. E così, al mattino dopo, appena cessa la pioggia, Giovanni sale in cima dove ci sono le campane, comincia a suonare e dire: ho sconfitto il terribile pesce siluro, venite che ho sconfitto il terribile pesce siluro. Subito la gente accorre, chi a nuoto e chi in barca, salgono tutti sul tetto, arriva perfino il signore di Rovigo e allora Giovanni annuncia: ho sconfitto il terribile pesce siluro. Dice il signore di Rovigo: si fa presto a dire ho sconfitto il terribile pesce siluro. E allora dici, tutti i giovani che sono scomparsi, che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto i giovani che sono scomparsi? Se è vero quel che è vero, che quel che dico è serio, dice Giovanni, che subito i vostri giovani figli ritornino qui. E detto questo prende la prima squama, la getta in acqua e pum! Si sente un colpo come di cannone e appare un bastimento con sopra tutti i giovani del paese, le loro mogli e perfino i loro figli. E allora il signore di Rovigo dice: si fa presto a dire ho sconfitto il terribile pesce siluro. E allora tutte le nostre cose che fine hanno fatto? L'anello, la prima comunione, i salami e le caciotte. Se è vero come è vero che quel che dico è serio, che subito tutte le vostre cose ritornino qui. Detto questo Giovanni prende una seconda squama, la getta in acqua, l'acqua comincia subito a ribollire di 1000 bolle. E poi i pesci saltano fuori, chi tiene in bocca un anello, chi una cacciotta, chi un salame, e restituiscono tutte le persone del paese. Ma allora il signore di Rovigo dice: si va presto a dire ho sconfitto il pesce siluro. E allora dimmi, dov'è il
pesce siluro, dov'è il corpo del pesce siluro? Se è vero come è vero, che quel che dico è serio, che subito il pesce siluro appaia qui. E detto questo, Giovanni prende una terza squama, la getta in acqua, e subito appare un'ombra scura, che comincia a girare attorno alla chiesa. Poi il pesce siluro balza fuori dall'acqua, addenta il signore di Rovigo e lo porta via. Allora tutta la gente si mette a gridare: bravo, bravo Giovanni, tu sì che sei coraggioso, tu sei il nostro nuovo signore di Rovigo, bravo, bravo. Ma Giovanni dice: no, io di essere il signore di gente paurosa come voi non ho proprio voglia. Voi adesso dovete ricostruire tutto meglio di prima, dovete dare una possibilità ai vostri ragazzi. Io invece me ne vado via, perché chi resta in un posto solo legge una pagina sola del libro della vita. Che vivono insieme da molti anni, si vogliono molto bene, anche se sono vecchi e poveri, non importa, perché quando c'è l'amore in una coppia c'è tutto. Soltanto una cosa gli dispiace: di non aver mai avuto un piccolo bambino. Una sera di novembre, fuori c'è una nebbia, che tutto pare avvolto nel cotone. I due vecchi sono in casa, il vecchio sta di fronte al camino e sta pulendo le ultime castagne, la donna invece sta apparecchiando la tavola, quando a un certo punto sentono dei piccoli suoni alla porta. Allora la vecchia si alza, posa i piatti, va alla porta, la apre, guarda a destra, guarda a sinistra, niente, chiude la porta, ritorna in casa, i due vecchi si guardano, alzano le spalle e tornano ai loro affari. Passa qualche minuto, di nuovo si sentono 3 colpi, questa volta un po' più forti. Questa volta è il vecchio che posa le castagne, va alla porta, la apre, guarda a destra e a sinistra, niente, allora chiude la porta, ritorna dentro. I due vecchi si guardano, alzano le spalle e tornano ai loro affari, ma passa soltanto un minuto. Questa volta si sentono 3 colpi, chiari e forti. E poi una voce che dice: papà, mamma, aprite. Allora i due vecchi si guardano, si alzano insieme, si prendono per mano, vanno alla porta, la aprono, guardano a destra, guardano a sinistra. Poi di fronte a loro, in mezzo alla nebbia, vedono una bambina che li guarda, sorride e dice: papà, mamma. Allora la donna sente crescere dentro come un'emozione che non ha mai sentito. Guarda la bambina, sta lì quasi per abbracciarla, si getta in avanti, ma appena la sfiora la bambina scompare. L'uomo allora la aiuta a rialzarsi, la porta a letto, poi prende un bicchiere di latte e qualche castagna, le posa di fronte alla porta, la chiude e si mette alla finestra ad aspettare. Ma passa tutta la notte e la bambina non si vede. Al mattino dopo allora l'uomo prende gli scarponi, si mette la giacca e comincia a camminare in mezzo al bosco. Cammina per qualche ora, si trova immerso nella nebbia e poi d'un tratto sente come una risata alle sue spalle, si volta e lì c'è la bambina che gli dice: papà, prendimi! E poi si mette a correre. Allora l'uomo comincia a corrergli dietro e corre a tutta velocità, ma invece di sentirsi stanco gli sembra quasi di essere ritornato giovane, e così lei segue per tutto il giorno finché la bambina lo porta vicino a una fontanella, a un ruscello, e poi gli dice: papà, bevi. E allora l'uomo si ferma, prende un po' d'acqua fra le mani, le porta alla bocca, beve
quando solleva la testa la bimba non c'è più. Allora a malincuore se ne torna a casa, ma quando bussa alla porta e sua moglie apre, appena lo vede comincia a tremare. Allora corre in bagno, prende uno specchio che l'uomo usa per radersi, glielo porge, l'uomo si guarda nello specchio e vede... Cosa vede secondo voi? Che è ringiovanito di almeno 30 anni. E allora dice la moglie: domani vai tu nella foresta a cercare la bambina e se la trovi lei ti dice di inseguirla, tu non essere pigra e inseguila, e se ti porta alla fontanella e ti dice di bere, tu non aver paura, bevi. E così la donna fa. La mattina dopo parte, arriva in mezzo alla foresta, insegue la bambina e la sera quando torna a casa sembra ringiovanita addirittura di 50 anni. E così da quel giorno tutte le mattine i due vecchi escono, vanno nel bosco in cerca della bambina, arrivano alla fontana e bevono. Ma un mattino alla fine di gennaio arrivano i giorni della merla. Fuori non c'è più la nebbia, c'è invece un sole che sembra la primavera in anticipo. I due vecchi escono ma non trovano la bambina. Allora camminano fino alla fontanella perché ormai hanno imparato la strada e dopo che hanno bevuto sollevano la testa e la bambina è lì che li guarda. E allora il vecchio dice: tesoro, vieni a casa con noi, saremo felici di farti da genitori. Ma la bimba risponde: volentieri, io verrei, ma vedi papà, la vostra casa è troppo calda per me. E ora devo salire fra le nuvole a correre oppure dormire sottoterra, fra le radici degli alberi, ma non vi preoccupate, ci vedremo ancora al prossimo inverno, con la prima nebbia, poi scompare. Ma da quel giorno, per tutte le mattine, il vecchio e la vecchia escono, vanno nella foresta e bevono alla fontanella, per mantenersi giovani e forti, in attesa che ritorni l'inverno, e con l'inverno la loro bambina